Rientriamo finalmente nel nostro tempio, in questa nostra casa, prezioso per noi perché da qui sono passati nel corso dei secoli tanta preghiera, tanto magistero e tanta sanità. Queste significative parole dell'omelia del cardinale Montenegro suggellano la restituzione alla città e ai fedeli della cattedrale di San Gerlando, riaperta ieri con una imponente cerimonia che ha visto presenti le massime autorità civili, militari e religiose, tutti al gran completo per partecipare ad un momento di festa, così lo hanno definito il cardinale Montenegro e Don Giuseppe Pontillo. Credo che sia un segno bello e per la Chiesa ma anche per la città. Io non faccio nomi perché tanta gente si è impegnata. Qualcuno si è impegnato più di tanti altri, altri sono stati ai bordi, ma non è questo il momento l'importante è essere centrati. La cattedrale ha ancora bisogno di interventi per la messa in sicurezza, poi ci sono i lavori della collina e poi bisognerà completare il restauro della cattedrale. E la gioia perché l'avevo visto pieno di tubi innocenti e di muratori. Ecco, vedere che tanta gente è voluta essere presente, questo ti riempie il cuore. Anche questo è Agrigento, no? Noi tante volte quando parliamo di Agrigento in negativo, stasera stiamo avendo Agrigento in positivo. Abbiamo la fortuna di avere una cattedrale in alto e ci aiuta a guardare il cielo, quindi è un invito puntato verso il cielo. E Agrigento ha bisogno di guardare lontano e verso il cielo e non soltanto guardare dove mettere i piedi. Questo è quello che noi ci eravamo impegnati a fare. Ci hanno chiesto che non si poteva intervenire perché la cattedrale non è in sicurezza. Ora è in sicurezza e quindi abbiamo la possibilità di poter fare iniziare gli interventi sul colle. Lì la Regione dovrà intervenire affinché si possano fare urgentemente queste opere di messa in sicurezza del colle. 8 lunghi anni di chiusura che hanno privato la città e i fedeli del suo più significativo monumento di culto. 8 anni in cui il cardinale nella sua omelia ha sottolineato: siamo stati sostenuti dalla speranza che a tratti sembrava sbiadirsi, addirittura spegnersi a motivo di atteggiamenti non sempre interpretabili, delle molte deludenti e insincere parole e delle tante vuote e finte promesse. Una denuncia neanche tanto velata, quella di Montenegro, che lascia intendere il blando e a tratti inesistente interessamento di intere classi politiche succedutesi in questo periodo che, al di là di illusorie attese, hanno operato ben poco per dare risoluzione al problema. E di fatto l'intervento del presidente della regione Musumeci si è rivelato decisivo per la definizione delle procedure che ne avrebbero consentito la messa in sicurezza e la riapertura. Una chiesa gremita e una folta presenza di fedeli, a testimonianza di quanto quella che il cardinale ha definito la mamma malata sia amata e punto di riferimento dei cattolici e rappresenti la nostra storia, le radici di un popolo che nella fede trova il suo coagulo. Toccante ed emozionante la preghiera innanzi alla porta della cattedrale, la cui apertura ha anche acquisito il simbolo di rinascita, conclusasi con un momento finale in cui in testa al corteo di religiosi ha dispensato la benedizione ai presenti. Ma la cerimonia di ieri, ha sottolineato il presule, ci assicura solo l'uscita definitiva dal coma della cattedrale. Si deve completare la messa in sicurezza dell'edificio, poi dovrebbe iniziare il rinsaldamento della collina e infine ci vorrà il restauro finale dell'edificio stesso. Ma ciò che conta, ha concluso, è che dopo tanti lunghi anni siamo oggi qui per pregare e ritrovarci come Chiesa Santa di Dio.